Forse gli ho dato troppo poco di multa. Hanno fatto bene, forse troppo tardi, ma cosa si può pensare? Poi non so se le cifre sono adeguate a quello che hanno combinato. Il giorno dopo la pubblicazione delle sanzioni agli ex vertici di Veneto Banca, a Montebelluna è il momento delle considerazioni a caldo e sono reazioni per lo più amare o disilluse, quelle che si possono raccogliere. La multa combinata dalla Consob ammonta sì in totale a quasi 5 milioni e mezzo, 5 milioni e 485 mila euro per la precisione, sanzione però variamente distribuita sulle teste di ben 36 ex dirigenti della banca. Fra questi in primis Vincenzo Consoli, amministratore delegato dal 2011 al 2014 e quindi direttore generale fino al 2015. In lui, si legge nella delibera, Consob ha ravvisato anche violazioni addebitabili a titolo di dolo e dovrà pagare in tutto 540 mila euro. No, ma diviso per tutti quei signori lì, io forse li avrei puniti un po' di più. Cioè, spero che non sia finita qua. Sappiamo i danni che sono stati fatti, sappiamo cosa è successo, sappiamo il clima che c'è, sappiamo la gente cosa ne pensa. Sembra quasi un palliativo, come dire vabbè diamo una multina e poi le cose forse si sistemano, ma non penso proprio. Sicuramente c'è stata una mancanza di vigilanza e è opportuno, è un segnale.